I soci di Bassano Banca hanno detto sì alla fusione per incorporazione con l'Istituto di Credito Centro Veneto di Longare. Ieri sera l'assemblea straordinaria che ha approvato le nozze tra le due realtà bancarie vicentine. Su 833 votanti c'è stato un solo voto contrario e 2 astenuti. Stasera in Fiera Vicenza toccherà ai soci di Centro Veneto votare il progetto che porterà all'unione delle due banche di credito cooperativo. Oggi le incombenze di tipo amministrativo e i nuovi provvedimenti normativi chiedono strutture di direzione sempre più complesse che è impossibile fronteggiare restando piccoli, per cui c'è la necessità di aggregarsi e di mettere insieme le forze. Questo porta anche a dei benefici indiretti in termini di abbattimento dei costi di struttura, in termini di aumento dei mezzi a disposizione e indirettamente sotto forma di maggiore erogazione di credito alle imprese del territorio. Il nuovo istituto di credito, che avrà efficacia dal 1 di ottobre, si chiamerà Centro Veneto Bassano Banca. Nasce un organismo di 32 sportelli che corre ai confini tra la provincia di Vicenza e Padova, sconfina in Treviso, 95 comuni di competenza, oltre 500.000 residenti. Più di 40.000 clienti, un totale di raccolta di quasi 1.700 milioni e oltre 1 miliardo di impieghi. Ambiziosi sono anche gli obiettivi del nuovo polo bancario veneto, che si propone come istituto di credito di riferimento per il territorio e la realtà economica della nostra regione. Maggior sicurezza per i risparmiatori, perché crescendo il patrimonio cresce anche la capacità della banca di presidiare con patrimonio proprio i rischi che assume. Il secondo è sicuramente un incremento della capacità di erogare credito, proprio per effetto della maggior patrimonializzazione. Il terzo è una capacità di penetrazione commerciale ancora più forte, nel senso che gli obiettivi di crescita sono particolarmente sfidanti e stimolanti, ma sicuramente alla portata nel momento in cui il mercato sta soffrendo la crisi delle popolari.